Amen. Buongiorno Chiesa. Buongiorno Chiesa, non vi ho sentito? 1, 2, 3. Buongiorno Chiesa. Buongiorno, anche se siamo pochi, probabilmente quelli che si sono svegliati un po' tardi stamattina arriveranno, ma vi invito ad alzarci in piedi per iniziare bene la nostra domenica, per iniziare bene la nostra lode, il nostro culto al Signore. Vi chiederei di aprire le Bibbie in Giovanni 13, leggeremo un paio di versetti. Possiamo iniziare leggendo il versetto 13, Giovanni 13, versetto 13. Voi mi chiamate maestro e Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io che sono il Signore e il maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Poiché io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità io vi dico che il servo non è che maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Che noi possiamo avere questo riguardo verso i nostri fratelli, che noi possiamo avere questo sguardo d'amore, sguardo di compassione, e che noi questa mattina possiamo gioire nonostante tutte le difficoltà che magari abbiamo passato durante la settimana, che possiamo metterle da parte e concentrarci in questo momento, concentrarci nell'amore che il Signore ha provato verso di noi in quella croce, concentrarci in ringraziare il Signore, concentrarci in tornare in comunità, tornare assieme a quell'amore che tempo fa abbiamo provato, quell'amore che non si può spiegare, quella comprensione, quell'amore che il Signore prova per noi, che noi possiamo tornare a quel punto, tornare al primo amore, che noi possiamo cantare questa mattina, gioire, possiamo cominciare questa mattina in questo modo. Signore Padre, noi ti ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo perché tu sei degno di tutta la lode, tu sei degno di tutto l'onore, Padre. Ti ringraziamo immensamente per tutto quello che tu ci hai donato, ti ringraziamo perché tu sei un Dio buono, Padre, un Dio che ci capisce, un Dio che cura, sana e salva per completo, Padre. Tu non lasci niente a caso, ogni cosa al tuo tempo, Padre, ogni cosa a tempo perfetto, e noi ti ringraziamo per questo, in nome santo di Gesù, amen. Cantiamo Adonai. Mi hai riempito il cuore di allegria, per
Continuiamo a lodare il nostro Signore, adoriamo con tutto il nostro cuore, adoriamo con tutta la nostra forza, con tutta la nostra voce, la nostra gola, il nostro essere. Che se questa mattina noi ci siamo svegliati c'è un perché, se questa mattina noi possiamo guardare la persona che c'è alla nostra destra, alla nostra sinistra, che se non hai ancora avuto modo di salutare, questo è il momento giusto per salutare, che tu possa girarti alla tua destra, alla tua sinistra, davanti, dietro, est, ovest. Noi possiamo avere questo momento di comunità, questo momento di riconciliarci, che è una settimana forse più che non vediamo le persone che ci circondano, che possiamo avere questo momento di comunità, gioire e possiamo continuare a lodare il nome del nostro Signore. Mi inchinerò perché sei Re, servirò, tutto ti do, tutto do dal tuo trono, gli occhi alzerò, solo in te. Solo tu sei degno di lode, solo tu sei degno di lode. Amen.
Tu sei la luce mia, tu sei la mia salvezza, a te mi arrenderò. Se accanto a te starò, nelle mani tue nulla temerò. Oh, tu sei santo, Signor. Oh, tu sei degno di lode. Solo in te confiderò, di nulla temerò. Avanti io andrò, poi io so che vivo sei, e un giorno tornerai, dice mi porterai, per sempre regnerai. Alleluia. Tu sei la luce mia, tu sei la mia salvezza, a te mi arrenderò. Se accanto a te starò, nelle mani tue nulla temerò. Oh, tu sei santo, Signor.
Padre, ti ringraziamo perché tu sei un buon padre per noi. Ti ringraziamo perché nonostante i nostri sbagli, nonostante le nostre mancanze, Padre, tu sei con noi. Ti ringraziamo perché nonostante noi non siamo perfetti, Padre, tu vedi in noi la tua immagine. Nonostante noi cadiamo, tu vedi in noi un'immagine perfetta, una creatura perfetta, qualcuno che è stato riscattato, qualcuno a cui è stato tolto tutto lo sporco tramite il tuo gesto, Padre. E se noi riconosciamo che noi siamo sporchi, che noi siamo imperfetti, che tutto quello che noi facciamo è sbagliato, riconosciamo questo e vediamo la grandezza tua, tutto quello che tu hai fatto, il gesto che tu hai fatto in quella croce, Padre. Noi possiamo vivere una vita piena in te, noi possiamo vivere una vita felice in te, noi possiamo essere felici in te, abbattere la tristezza, abbattere tutto quello che ci dà fastidio al nostro sonno, Padre, tutto quello che ci preoccupa. Noi possiamo vivere pienamente in te e ti ringrazio per questo, ti ringrazio per il tuo gesto che tu hai fatto nella croce, Padre. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome, Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Tu sei un buon padre per me, mi hai adottato e mi hai dato il tuo nome, Abba, Padre, amo che mi chiami figlio. Spirito Santo, canta dentro i miei polmoni, Abba, Padre, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione, Abba. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni, Abba, Padre, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione, Abba, Padre. Chiamo che né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai allontanarci da questo amore indescrivibile, da questo amore così grande, da questo amore che ti scalda il cuore, da questo amore che riempie il buco che tu hai dentro il tuo cuore. Cantiamo. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni, Abba, Padre, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione, Abba, Padre. Lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni, Abba, Padre, ed il mio spirito grida,
cantare nell'altezza. Nell'altezza? Che né altezza, né profondità, né potenza, né ciò che verrà potrà mai separarmi dal tuo amore. E né altezza, e né profondità, né potenza, e né ciò che grazie per l'adozione, Abba Padre, lo Spirito Santo canta dentro i miei polmoni, Abba Padre, ed il mio spirito grida, grazie per l'adozione, Abba Padre. Ti ringraziamo, Padre, per questo momento, ti ringraziamo per il tuo gesto, Padre, ti ringraziamo perché tu prepari i nostri cuori, Padre, affinché la tua parola sia proclamata. Ti prego che qua ci siano cuori disposti, cuori aperti, Padre, mente aperta, Padre, per poter essere lavorata, Padre. Ti prego che se ci sono cuori ammalati, se ci sono menti ammalate, Padre, che loro possano venire a te, Padre, che queste persone possano entrare da qua in un modo, uscire da qua in un altro, Padre, che la tua parola possa cambiare cuori, che la tua parola possa cambiare menti, cambiare vite, Padre, che la tua parola possa essere una parola vita, una parola che ha vita in queste persone, Padre, in tutti noi, nella tua chiesa, Padre, nel mondo. Ti ringraziamo per questo tuo gesto, Padre, ti ringraziamo perché non è a caso che noi siamo qui, non è a caso che noi respiriamo, non è a caso che noi possiamo andare avanti con i nostri piedi, non è a caso che noi abbiamo le nostre capacità, le nostre abilità, Padre. Noi ti ringraziamo per questo tuo enorme amore che tu provi ogni giorno per noi, Padre. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Buonasera. C'è ancora qualcuno qui che non mi conosce? Sì? Alzate le mani, così. Sì. Molto piacere. Mi chiamo Junior, sono della chiesa di Padova e faccio parte di un gruppo di giovani coppie che, insomma, si prende cura dei giovani e adolescenti della nostra chiesa, quindi se non mi conoscete ma avete un figlio adolescente o giovane, loro sicuramente mi conoscono, almeno dovrebbero. Questa sera, mi dispiace, a Padova e nei giovani è sempre sera, quindi questa mattina vedremo cosa ci dice il testo di Marco, capitolo 10, dal 32 al 45. Leggiamo insieme. Mentre erano in cammino salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro. Essi erano turbati. Quello che seguivano erano pieni di timore. Egli prese di nuovo da parte i 12
e cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli. Noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo 3 giorni egli risusciterà. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli: Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che volete che io faccia per voi? Essi gli dissero: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Ma Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo, essere battezzati dal battesimo del quale io sono battezzato? Essi gli dissero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Voi certo berete il calice che io bevo e sarete battezzato del battesimo del quale io sono battezzato. Ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato. I 10, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni li signoreggiano e che i loro grandi esercitano autorità su di essi. Ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà il vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Preghiamo. Signore, che questa mattina tu possa parlare al nostro cuore, che possiamo non solo ascoltare ciò che tu hai da dirci, ma che queste parole possono lavorare nel più profondo del nostro cuore, che possiamo uscire di qui diversi, cambiati, pronti a mettere in pratica tutto ciò che abbiamo imparato. E in nome di Cristo Gesù. Amen. Bene, c'è un mappa, non so se riuscite a vedere bene, loro facevano più o meno il percorso della linea verde, erano lì vicino a Gerico, grazie, e stavano andando verso Gerusalemme. Un po' prima di succedere questa chiacchierata tra di loro, è successa la storia con il giovane ricco. E immagino vi ricordate la storia, no? Che si è avvicinato a Gesù chiedendo cosa doveva fare per essere salvo, per avere la vita eterna. Gesù finisce per dire che lui doveva vendere tutto ciò che aveva e consegnare i soldi ai poveri. E in quel momento lì lui praticamente si è pentito della sua richiesta perché era ricco, aveva tante cose, si è girato indietro. Gesù, dirigendosi a tutti gli altri, ha detto che era più facile un cammello passare attraverso la crugna di un ago che un ricco entrare nel regno di Dio. La chiacchierata è andata un po' più avanti. Pietro, che era insieme a Gesù, l'ha detto: Signore, noi abbiamo lasciato tutto per seguirti. Nel senso, come per dire, noi abbiamo fatto questo, non è che avessimo così tanto, ma abbiamo lasciato tutto per seguire te. E Gesù finisce il discorso dicendo così: in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzione,
e nel secolo venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi. E continuarono camminando verso Gerusalemme. Proviamo a immaginare più o meno cos'era successo. Quindi Gesù che camminava probabilmente davanti come una guida, con i 12 intorno a lui, molto vicino, e la folla un po' più indietro che lo seguiva. E in quel momento lì Gesù dice, insomma, stavano tutti in certo modo seguendo Gesù, e Gesù ha finito il discorso dicendo che tutti quelli che hanno deciso di lasciare tutto per seguirlo aspettavano la persecuzione. Oltre a questo, loro sapevano già che Gesù stava per morire. A quel punto lì aveva già predetto, si dice così, la sua morte 2 volte. E il verso 32 e 34 dice: mentre erano in cammino salendo a Gerusalemme, Gesù andava davanti a loro e essi, i discepoli, erano turbati, e quelli che seguivano, tutta la folla, erano pieni di timore. E li presi di nuovo da parte i 12, quasi come per dire: vi siete turbati per questo? Allora sentite un po', perché diventa peggio. E cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli. E qui era già la 3ª volta che prediceva la morte e la sua morte e risurrezione. Verso 33. Noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condenneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Guardate il livello di dettagli che Gesù ha dato riguardo a quello che doveva subire in quel momento lì e che stava si avvicinando. Loro dovevano veramente essere turbati e avere paura. Quel discorso però non è finito in questo modo, è finito con una parola di speranza. Lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo 3 giorni egli risusciterà. La morte non poteva affatto vincerlo. E dopo questa piccola introduzione arriviamo al punto centrale del testo che vedremo questa mattina, che sono i versi da 35 a 45. Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli: Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Qui sembra come quei bambini che arrivano dai genitori: papà, mamma, se ti chiedo qualcosa, promettimi che me lo darà. A me non è mai funzionato questo, neanche a loro, perché Gesù ha risposto: che volete che io faccia per voi? Praticamente la risposta che i miei genitori mi davano: prima ditemi cos'è che volete e poi, se è il caso, ne parliamo. E essi gli dissero: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Ma Gesù disse loro: voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo, essere battezzato del battesimo del quale io sono battezzato? Nel senso, avete appena sentito quello che capiterà a me? Siete pronti a subire cose simili? E loro hanno risposto: lo possiamo. E Gesù disse loro: di certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato. E infatti Giacomo è stato
il primo a essere martirizzato e Giovanni è stato esilato. Ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per i quali a cui è stato preparato. I 10, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni li signoreggiano e che i loro grandi esercitano autorità su di essi. Ma non è così tra di voi, anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. E chiunque fra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E qui arriviamo al primo punto che io che cercavo il cavo, abitudine. Il primo punto che vedremo su questo testo, che è il problema trattato qui, la superbia. Uno dei peccati archetipi che è stato citato da Giovanni stesso nella sua lettera. Nella prima lettera, capitolo 2, verso 16, l'ha scritto così: perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene del Padre, ma del mondo. Non so se in quel momento in cui scriveva si è ricordato da quello che aveva fatto, ma è proprio la superbia il punto centrale di questo testo. Nel contesto biblico possiamo definire la superbia come un immischiato di arroganza, di orgoglio, un senso di superiorità, possiamo dire così, che a volte si rivela come tu devi fare tutto ciò che puoi perché io mi senta bene. Tu devi fare tutto ciò che puoi perché io abbia ciò che io voglio. E a volte questo peccato è evidente, se riusciamo a identificarlo in modo facile, anche come in questa situazione con Giacomo e Giovanni, perché loro sono andati proprio da Gesù a fare la richiesta, quindi diventa più facile da trattare un peccato quando viene esposto. Gesù ha avuto l'opportunità e li ha insegnati. Ma a volte questo peccato può anche essere mascherato, e di solito viene mascherato come un senso di vittimismo, non so se può dire questa parola. Non so se avete già detto, sentito, magari parlato una di queste frasi. Non mi danno il valore che merito, quel ruolo aspettava a me, io avrei fatto meglio se mi avessero permesso. È lui che deve adattarsi, non io. È lui che deve migliorare, non io. È lui che deve cambiare atteggiamento, non io. Io devo soltanto sentirmi bene. Questo tipo di comportamento può capitare a casa, può capitare in mezzo alla famiglia, può capitare al lavoro e può capitare anche nella chiesa. Era successo proprio con i discepoli, 2 di quelli più vicini a Gesù, tra l'altro. Vorrei chiamare l'attenzione perché la superbia non è un peccato che può essere sottovalutato. Magari può sembrare una cosa piccola che riguarda soltanto quella persona, ma non è così. La superbia inizia nel profondo del nostro cuore, inizia sempre, come quasi tutti gli altri peccati comportamentali, chiamiamo così, con l'orgoglio. A volte iniziamo a creare storie nella nostra testa per dare una ragione a quel sentimento, magari per provare a giustificare quel sentimento. E a volte crediamo tanto in questo che per noi diventa una verità.
E a quel punto può diventare ancora peggio, perché spesso iniziamo per coinvolgere altre persone in questo nostro sentimento. E è esattamente questo che è successo con Giacomo e Giovanni. Noi abbiamo letto il testo di Marco, ma c'è un dettaglio molto importante che Marco non racconta. Matteo invece lo racconta, e leggeremo solo il primo verso del testo, Matteo 20:20, che dice così: allora la madre dei figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per farle una richiesta. Hanno coinvolto la loro madre a punto di lei osare arrivare a Gesù per fare tale richiesta. Immaginate più o meno la madre che forse a casa era vicina e sentiva i loro figli che chiacchieravano tra di loro. Magari nella gloria io non vorrei essere insieme a tutti gli altri. Insomma, c'è Pietro che non è un tipo molto carino, c'è Simone e Matteo che stanno sempre litigando tra di loro. Noi non facciamo niente di questo, non vorrei stare accanto a loro. Voglio avere un luogo speciale. Probabilmente non hanno detto così, hanno detto: vorrei sedermi accanto a Gesù, vorrei fare parte di tutto questo. E in quel momento lì la madre, che dovrebbe aver preso entrambi per gli orecchi e detto: sentite, ma chi credete di essere? Cos'è che pensate? Questo è il ruolo di un genitore, questo è il ruolo di un leader, di un pastore, di un vero amico. Ma perché credi di meritare un comportamento diverso riguardo a te? Perché credi di essere speciale, anche se non hanno detto così? La superbia ci fa comportarsi come se il mondo girasse intorno a noi. In portoghese abbiamo un'espressione: l'ultimo biscotto del pacco. È più o meno questo, come se fossimo speciali, come se meritassimo una attenzione in più degli altri. E se non facciamo attenzione, iniziamo a coinvolgere altre persone e questo può causare divisione. Può causare una divisione al lavoro, può causare una divisione a casa, può causare una divisione nella Chiesa. E per poco non ha causato una divisione anche tra di loro. Il verso 41 dice: i 10, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Ma non è forse una reazione un po' strana? Nel senso, per chi ha fratelli, sorelle, forse capirà. Quando io sentivo la mia sorella e il mio fratello che andavano dai miei genitori per fare una richiesta, diciamo, un po' assurda, un po' osata, e invece di ricevere quello che avevano chiesto, finiscono per essere rimproverati, non è che io mi indignavo, io ridevo, magari facevo delle battute, mi divertivo un po' con la situazione, perché appena sentito la richiesta sapevo che non avrebbero ricevuto quello. Ma la Bibbia dice che gli altri 10 si sono indignati. Spurgeon, quando ha commentato questo testo, lui ha detto che ha paragonato la scena come dei cani che ringhia davanti a uno specchio. Cosa vuol dire? Quel sentimento di loro, quella indignazione, non era un sentimento di giustizia, perché credevano davvero che fosse una richiesta assurda, ma quel sentimento lì è perché anche loro credevano di essere
meritevoli di quel posto. Insomma, come mai hanno chiesto di sedersi alla destra e alla sinistra? E io? Quel posto forse appartiene a me. Anch'io voglio avere quell'occasione, quell'opportunità. Per questo i 10 si sono indignati con Giacomo e Giovanni. Forse hanno puntato il dito per dire: che richiesta assurda, che cosa inammissibile. Ma era lo stesso peccato che si comportava in un modo diverso. Come ho detto all'inizio, Giacomo e Giovanni hanno peccato, ma il loro peccato è stato esposto da loro stesso. Loro sono andati a fare una richiesta, Gesù ha individuato quel problema e lo ha risolto. Gli altri 10 avevano lo stesso problema, puntavano il dito contro di loro, ma in realtà nel loro cuore era esattamente la stessa cosa. E qui, se Gesù non inizia a sistemare, a spiegare, a correggere, forse sarebbe una divisione. E arriviamo al secondo punto, che è: cosa ha fatto Gesù per risolvere quel problema? Qual è l'azione di Dio nel caso di Gesù verso quel problema lì? E Gesù gli ha insegnato a agire con umiltà. L'umiltà di mettere gli interessi degli altri al di sopra dei nostri interessi. La volontà degli altri al di sopra della nostra volontà. I versi da 42 a 44 dice: ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che quello che sono reputati principi delle nazioni li signoreggiano e che i loro grandi esercitano autorità su di essi. Ma non è così tra di voi, anzi, chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Nel regno di Dio la logica è inversa. Nel regno di Dio non deve importare come mi sento o cosa voglio, ma come si sentono i miei fratelli, cosa vogliono i miei fratelli, la mia Chiesa. È mettere sempre i loro interessi davanti ai nostri, e questo è difficile, perché la nostra tendenza è sempre guardare quello che serve a noi, i problemi che noi troviamo. E di solito i problemi che noi troviamo non riguardano a noi stessi, ma riguardano sempre gli altri. Il verso 45, Gesù dice: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. La più grande dimostrazione d'amore e servitù l'ha fatto Gesù. E qui vediamo che agire con l'umiltà, mettere gli interessi degli altri al di sopra del nostro, è collegato direttamente con l'atto di servire. Servire direttamente agli altri o indirettamente attraverso la nostra Chiesa. Il terzo e ultimo punto è: imparando tutto questo, come dobbiamo comportarci? Qual è la nostra azione, il nostro dovere come Chiesa? Come mettiamo in pratica? E è servendo con umiltà. Siamo stati chiamati a servire e ad amare. Servire soprattutto nel contesto della nostra Chiesa, dove possiamo servire tutti quanti i nostri fratelli. E questo amare, questo servire non è condizionato a se gli altri fanno lo stesso per me o no. È cosa io devo fare. Io devo servire, io devo amare, io devo trattare quella persona al meglio che posso farlo, anche se lei non ricambia.
servire non solo per servire, ma servire come si deve servire. Servire non con quello che voglio fare o con quello che mi piacerebbe fare, o servire nel modo e quando voglio fare, ma servire quando serve. Servire quando ha bisogno alla mia comunità, quando hanno bisogno i miei fratelli. E se non sono pronto a fare questo, se non sono pronto a servire, sia perché magari non ho la sensibilità di percepire questa necessità, sia perché non voglio fare affatto, allora forse non abbiamo capito il Vangelo di Cristo. Se servire non è la mia priorità, vuol dire che anche servire a Cristo non lo è. La lamentela più assurda che può capitare in una chiesa, ma purtroppo capita spesso, è: vorrei servire, ma non mi danno l'opportunità. Insomma, io non so se voi avete già sentito questo da qualcuno, io tante e tante volte. E di solito questa affermazione viene da una persona che calcia un bicchiere di plastica che è per terra, lo guarda e segue avanti. Ha perso la prima opportunità di servire la sua chiesa. Se non riusciamo a fare le piccole cose, come mai riusciremo a servire con il tutto? Spesso dimentichiamo che cosa vuol dire servire. E un buon esempio per utilizzare nel contesto di chiesa sono i diaconi. Qui non parlo dei diaconi, le persone, i nostri diaconi della nostra chiesa, per favore non fraintendermi, ma del ruolo di diaconi. I diaconi spesso nelle chiese sono trattati quasi come esseri superiori che al massimo, non è che direi con il massimo di rispetto, ma ovviamente devono essere trattati. Grazie. Grazie mille. Scusatemi. Ovviamente devono essere trattati con il massimo rispetto, ma non più degli altri. Il significato stesso della parola diacono vuol dire servi. E la parola servo è nella Bibbia un eufemismo per schiavo. Quindi quando la Bibbia dice, quando Gesù dice che dobbiamo essere servi, i suoi servi, servire gli uni agli altri, vuol dire questo. Lo schiavo non può scegliere se vuole o non vuole servire. Lo schiavo non può scegliere se deve trattare il bene il suo padrone o no. Deve farle e basta. Noi come servi non abbiamo l'opportunità di scegliere se vogliamo servire o no. Dobbiamo farlo. Nel contesto della Chiesa possiamo anche scegliere in che modo farlo, perché ci sono tanti modi per servire a Cristo, per servire alla nostra comunità, per servire agli uni agli altri. Quello che non possiamo fare è scegliere di non farlo. Matteo capitolo 25. Faccio solo un'osservazione che ho dimenticato. Ho parlato dei diaconi. Nella Chiesa primitiva, i diaconi erano quelli che servivano alla mensa, servivano i poveri, servivano gli orfani. Non è che avevano un ruolo speciale. Il loro dovere era servire, semplicemente servire. Matteo 25 dal 31 al 40 dice: quando il Figlio d'uomo
verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi desse da mangiare, ebbi sete e mi desse da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestite, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che il quanto le avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Servire agli altri significa servire direttamente a Dio. E come facciamo a servire Dio se non siamo in grado di servire ai nostri fratelli, di capire le sue difficoltà, i suoi dolori, di offrire una mano? Paolo, quando ha scritto ai Galati, capitolo 2, verso 20, ha detto: sono stato crocifisso con Cristo, perciò non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cristo vive in noi, almeno dovrebbe. E se Cristo vive in noi, è così che dobbiamo comportarci. Smettiamo di pensare a come vogliamo essere serviti dai nostri fratelli, a come vogliamo che i nostri fratelli si comportino riguardo a noi, e iniziamo a pensare: come posso servirlo? Cosa posso fare io? Ancora ai Galati, capitolo 5, verso 13, Paolo ha scritto: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Pietro nella sua prima lettera, anzi, ancora Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versi 3 e 4. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello degli altri. Pietro nella sua prima lettera, capitolo 4, verso 10. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. E il proprio Giovanni, questo Giovanni, ha scritto nel capitolo 13, versi 14 e 15: se dunque, le parole di Gesù, se dunque, io che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Vi racconto una piccola storia questa settimana guardando un video su YouTube. C'era un insegnante, lo avevano chiesto a lui qual era stato il momento della sua vita in cui ha sentito in modo più forte questa sensibilità di un'altra persona verso di lui. E lui ha iniziato a raccontare una storia che lui era in un aereo, non so esattamente dove, ma il signore che era seduto davanti a lui era un signore giapponese, e
si è girato indietro per chiedere se sarebbe scomodo per lui se la poltrona venisse reclinata, si dice così? Reclinata, se sarebbe scomodo per lui. E insomma un po' scomodo lo è, ma è anche un suo diritto di reclinare la poltrona. Ha risposto che semplicemente che no, che lui poteva reclinarla. Ma lui ha guardato bene indietro, ha guardato la sua faccia e ha deciso di non fare. E lì quell'insegnante, magari il Signore non ha capito bene quello che ho detto, si è rivolto a lui: guarda Signore, ma ho detto che puoi reclinare la poltrona. E quel signore giapponese ha risposto: no, ma tu mi hai mentito. Io ti ho mentito, ma come? Tu mi hai detto che non sarebbe scomodo. No, ma infatti puoi farlo. E quel signore giapponese ha detto: guarda un po', e ha reclinato. In quell'istante il tablet di quell'insegnante che era appoggiato sulla poltrona è caduto. Il signore giapponese ha di nuovo parlato con quell'insegnante: hai visto come sarebbe stato scomodo? Per questo non l'ho fatto. E quell'insegnante ha finito di raccontare la storia dicendo che in quel momento lì lui si è sentito umiliato. Io non so se quel signore giapponese era un cristiano o no, ma guardate la cura che ha avuto. Non ha reclinato la sua poltrona per non scomodare a un uomo che non sapeva neanche che quello sarebbe scomodo. Nel senso, lui è andato molto oltre. Non ha soltanto chiesto, ma ha osservato. Ha visto che nonostante le sue parole, nonostante lui aveva detto di no, che magari quel comportamento potrebbe sì essere scomodo. E ha deciso di non farlo. Ha deciso di rimanere scomodo lui durante tutto il volo, nonostante avesse il diritto di farlo. Ha deciso lui di rimanere con la poltrona dritta piuttosto che portare scomodità a una persona che neanche conosceva. E guardando quel video lì ho iniziato a pensare quante volte avrei potuto magari trattare meglio, servire meglio i miei fratelli in situazioni che non mi sono neanche accorto, e non l'ho fatto. Quale esempio sto dando? Ah, ma non è colpa mia se non sapevo. Forse no, ma dobbiamo comunque essere attenti a queste cose per provare a servire le persone allo stesso modo in cui ci piacerebbe essere serviti. Quel signore, senza dire, ha deciso che doveva restare in una situazione scomoda perché qualcuno che non conosceva si sentisse bene. E quante volte noi come Chiesa non siamo pronti a metterci in una situazione scomoda per il beneficio del nostro fratello. Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli e gli ha chiesto di fare lo stesso. Gesù ha portato i nostri peccati sulla croce, ha pagato il prezzo più alto per noi. Vorrei lasciarvi 2 frasi in questo finale, che forse sarebbe un po' un riassunto di tutto. Il Vangelo di Cristo non riguarda ciò che tu puoi fare per me. Il Vangelo di Cristo riguarda ciò che io posso fare per te, per amore a Dio. Noi stiamo lavando i piedi dei nostri fratelli o stiamo aspettando che qualcuno venga a lavare i nostri? E per finire,
Non so se forse se non sono stato abbastanza chiaro, quindi sarò un po' più enfatico forse. Se non siamo disposti a servire gli altri, se non siamo disposti a servire la Chiesa, se crediamo che essere cristiano è venire una volta alla settimana in chiesa e basta, allora dobbiamo ricominciare da capo, perché non abbiamo capito niente. Non abbiamo capito il messaggio della croce. Preghiamo. Padre, e questa parola che tu ci hai portato questa mattina parli al profondo del nostro cuore, che possiamo cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, il nostro modo di comportarsi, che possiamo essere in grado di capire i nostri fratelli, di mettere i loro sentimenti, le loro difficoltà davanti alla nostra, che possiamo essere in grado di servirli così come hai fatto tu. Aiutaci, Padre, cambiaci e facci apparire sempre più simile a te, Signore. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Questo momento avremo il momento delle offerte e delle decime. E anche questo è un modo di servire alla Chiesa, servire alla nostra comunità. L'ultima volta che ho predicato qui a Treviso ho parlato un po' di questo e vorrei solo essere chiaro che magari se c'è qualcuno qui che è un ospite, che per la prima, seconda, terza volta, non lo so, i momenti delle decime e delle offerte sono per quelli che hanno già riconosciuto a Cristo come il suo vero, unico e sufficiente Salvatore. Noi non lo facciamo per ricevere qualcosa da Dio, è l'opposto, lo facciamo perché lo abbiamo già ricevuto. Il momento delle decime e delle offerte è un momento per restituire un po' di tutto quello che Dio ci ha donato e servire alla nostra Chiesa, che possiamo farle con i nostri cuori aperti e capendo il vero motivo per cui lo facciamo. Amen. Hai cambiato il mio lamento in danza, mi hai riempito il cuore di allegria, hai cambiato
vogliamo rubare giusto qualche secondo per qualche annuncio. Qui ne ho 3. Ci sarà un pigiama party a casa di Marzia, che chiedo di alzare la braccia, che è di lì indietro alla proiezione. Per più informazioni potete chiedere a lei. Allora sarà dai 13 ai 19 anni, dopo l'Aga Move, che è il culto di giovani adolescenti che noi facciamo di solito di sabato, che non facciamo in questa sala, ma noi facciamo nella sala nera, o meglio anche detta Aga Sala per i più mainstream. Ora, per più informazioni potete chiedere a Marzia. Il prossimo ci sarà un incontro di giovani coppie il 5 del 7 alle 20:15. Per maggiori informazioni chiedo che possiate chiedere a qualsiasi giovane coppia. Qua c'è uno che è PH, uno che è un altro è stato nostro predicatore, potete chiedere a lui per più informazioni. Se siete una coppia sposata, giovane, entro quali anni? 35, facciamo più o meno. Siete invitati, potete chiedere più informazioni in generale alle giovani coppie della nostra chiesa. Poi ci sarà un convegno di coppie dal 21 al 23 novembre. Per più informazioni credo che uno dei pastori, o Pastor Caio o Pastor Sandro, quale dei due? Entrambi, perfetto. Ok, credo che non ci siano più annunci. Preghiamo per concludere il nostro culto. Signore, ti ringraziamo per quello che tu ci hai donato, Padre. Ti ringraziamo per tutto quello che tu ci hai detto, Padre, questa mattina. Ti prego che noi possiamo tenerlo nei nostri cuori, nelle nostre menti, Padre, che la tua parola possa essere viva nelle nostre vite. Ti ringraziamo per le decime, le offerte che sono state date. Nel nome santo di Gesù, Padre, che la tua parola, la tua presenza possa continuare ad essere viva, persistente nelle nostre vite durante questa settimana nuova che noi avremo. Nel nome santo di Gesù, amen. Dio vi benedica, alla prossima domenica.